Nella sede della prefettura di Agrigento, presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa, si è riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza per affrontare alcune criticità presenti nella struttura di accoglienza di Villa Sicania a Siculiana. L'incontro è stato chiesto dal sindaco di Siculiana Peppe Zambito, che ha ulteriormente sancito l'unità di intenti tra le istituzioni e le forze dell'ordine al fine di affrontare con efficacia le problematiche relative alla gestione dei flussi migratori. Tra le questioni affrontate, la necessità di implementare l'attività per rafforzare la sicurezza e il controllo del territorio anche attraverso un sistema di videosorveglianza diffuso, prevedere interventi per rallentare la velocità degli automezzi nel tratto che fiancheggia la struttura di Siculiana e assicurare una costante comunicazione in merito a eventuali contagi Covid dentro la struttura e la realizzazione di aree attrezzate presso Villa Sicania per garantire momenti di aggregazione e svago ai giovani ospiti della struttura stessa. Villa Sicania è una struttura che esiste nel nostro territorio e in questo minuto è anche un centro per la quarantena Covid che ospita minori non accompagnati. Naturalmente tutto ciò comporta delle situazioni critiche. Ieri in prefettura, grazie al prefetto e alle forze dell'ordine, abbiamo avuto la possibilità di rappresentare quali sono, secondo noi, le situazioni di difficoltà e soprattutto ci siamo impegnati a ricercare delle soluzioni. L'obiettivo è, da un lato, garantire la massima sicurezza agli ospiti della struttura e soprattutto offrire loro all'interno stesso degli spazi per la socializzazione, considerando la giovane età. Dall'altro campo è necessario da parte mia rassicurare i miei concittadini, per cui ho chiesto che venga giornalmente informato sulla situazione di Covid all'interno della struttura e soprattutto implementare l'attività di controllo del territorio anche con un'installazione di una videosorveglianza diffusa su tutto il territorio comunale.